Cari telespettatori, rieccoci insieme, supportati dai nostri amici della CIA. In questo caso abbiamo Roberto Betto, CIA Padova, presidente, ben ritornato, e CIA Veneto, abbiamo il presidente invece regionale Gian Michele Passarini, che è anche membro dell'ufficio di presidenza nazionale. Grazie di essere qui con noi. Grazie a lei. Allora, cercheremo un po' di rispondere alle mail che voi gentilmente ci avete inviato per sollecitarci ad affrontare certi problemi legati purtroppo alle situazioni climatiche, a un tempo che è instabile, che ha provocato dei danni all'agricoltura in varie aree del nostro territorio. Quindi vedremo quella che è la situazione, cosa si può fare, eccetera. Voi chiedete anche di sensibilizzare le istituzioni al riguardo. Qui abbiamo le rappresentanze di categoria che quindi possono recepire le vostre istanze. Dall'altro invece parleremo anche di due zone collinari, una la zona del Prosecco, patrimonio dell'UNESCO da pochissimo, quindi i Colli Trevigiani, la connotazione, cosa comporta, cosa vuol dire, pro, contro, valutazioni varie, e poi i Colli invece Euganei, non ancora patrimonio dell'UNESCO, che comunque hanno una loro peculiarità, sono cresciuti tra virgolette dal punto di vista delle coltivazioni anche vitivinicole in modo importante, si parla anche di un buon biologico, con i loro problemi, lo sappiamo, non ho ancora dire niente, li affronteremo insieme, quindi abbiamo diverse tematiche da vedere. Presidente, incominciamo un po' da lei, in un'ottica, prima l'aspetto meno bello, in un'ottica nazionale, un momento in cui l'estate doveva essere tranquilla, beata, bella, calda, e invece abbiamo avuto delle problematiche, no? Sì, purtroppo si sta un po' ripercuotendo quello che ormai è un refrain che da diversi anni a questa parte ci sta accompagnando, quello del cambiamento climatico, l'impossibilità di portare a casa i raccolti e l'impossibilità addirittura a monte di programmare una campagna agricola, perché abbiamo degli inverni tardivi, delle primavere fredde. Prova ne è di questa ultima primavera dove ha piovuto tanto, c'è stato un clima avverso, problemi di fioritura, problemi di impollinazione, quindi poi anche tutto quello che ne consegue. E gli eventi di queste ultime ore abbiamo visto anche nelle Marche, ma in varie zone d'Italia, di queste, tra parentesi, 20 bombe di acqua che arrivano, che stanno a determinare che oggi noi abbiamo la necessità di affrontare la questione non più sotto il punto di vista dell'emergenza, ma dobbiamo anche cominciare ad abituarci a organizzarci rispetto a questo clima che è imprevedibile. Bravissimo, ma come ci si fa ad organizzare? Quindi che cosa dovrebbero fare a questo punto gli agricoltori? Perché poi il danno diventa mostruoso, insostenibile, per quanto dopo ci possano essere stato di necessità, stanziati finanziamenti, però poi ormai il danno è avvenuto. Quindi in un'agricoltura che cresce anche dal punto di vista di come si deve strutturare. Allora è chiaro che se noi avessimo la sfera di cristallo e potessimo capire e sapere quando piove piuttosto che quando grandina, faremmo un altro mestiere. Noi dobbiamo usufruire di quelli che sono i mezzi che abbiamo, cioè quelli della gestione del rischio. Quindi all'agricoltore dobbiamo consigliare che per poter sopravvivere in un momento in cui non si ha la certezza di portare a casa i raccolti, è chiaro che bisogna utilizzare tutti gli strumenti che anche a livello comunitario vengono messi a disposizione, che è quella della gestione del rischio, quella della questione assicurativa. Poi rispetto alle produzioni lì diventa difficile, perché su una produzione a campo aperto non si può ragionare di previsione, purtroppo siamo, come si dice, nelle mani di Dio rispetto a questo. L'unica cosa su cui noi possiamo intervenire è preservare la redditività dei nostri agricoltori, perché è importante, se noi riusciamo a mantenere reddito l'agricoltore ci rimane sul territorio, crea volume, crea indotto e crea anche ricambio generazionale. Se lì non portiamo reddito muore un settore, muore poi anche un contesto sociale, economico. Assolutamente. Presidente Betto, grandinate abbiamo visto un po' in tutta Italia, random, sparse anche nel nostro territorio. Non so se avete segnalazioni di danni nell'area del Padovano. Noi le abbiamo nella Riviera Berica, all'altezza di Sossano, con l'ultima pioggia, anche lì sono stati colpiti da una grandinata feroce. Con chicchi enormi, tra l'altro, sono delle palle da tennis. Grandi come albicocche, sono quelle che fanno veramente dei grossi danni, soprattutto al settore vitivinicolo, al settore frutticolo e anche agli ortaggi, diciamo. Contro questa grandine non si può fare niente?
Non ci sono, cioè magari... Noi come settore agricolo credo che ci siamo messi a disposizione già negli ultimi anni, anche per quanto riguarda l'utilizzo corretto con il PUA dei nostri nitrati, e quindi cerchiamo di emettere in atmosfera meno ammoniaca possibile, perché anche l'ammoniaca è collegata a tutto quella problematica delle polveri sottili, e poi il problema dell'anidride carbonica, ma soprattutto ci sta il problema che è globale, che è quello del riscaldamento totale del nostro continente. Statistiche fatte dalle università dicono che l'aumento della temperatura di 1,5 gradi è ancora contenibile, però se superiamo il 1,5 punti di aumento, sicuramente i danni a tutto il settore e alla vivibilità del nostro territorio, e non solo del nostro territorio ma dell'intero globo terrestre, è veramente un problema gravissimo con cui noi ci stiamo rapportando in questi ultimi anni. Quindi un problema forte. Allora, abbiamo visto vigneti danneggiati, speriamo che non vengano toccate comunque le zone adesso proclamate patrimonio dell'UNESCO. Speriamo proprio di no. Allora, vediamo un po' adesso abbiamo anche delle immagini di supporto, di delineare questo percorso e questa proclamazione tanto attesa, insperata ormai, perché non sembrava forse neanche possibile, no? Certo. E cosa comporta soprattutto? Beh, partiamo da un presupposto che oggi ha vinto l'agricoltura, perché soprattutto l'iscrizione e la nomina della collina del Valdormiadine e del Prosecco della diocesi è un percorso che è stato messo in campo dall'uomo, cioè un ecosistema agricolo su un ecosistema naturale in un'armonia, in una coesione di sistema che ha portato, oltre ad una redditività importante delle nostre aziende, un riconoscimento così a livello mondiale, perché insomma, essere parte dell'UNESCO è una cosa importante che ti impone anche delle responsabilità. Non a caso noi ancora l'anno scorso come CI Agricoltori Italiani abbiamo formulato delle osservazioni al disciplinare dell'UNESCO nella quale chiedevamo di mantenere, non di trasformare la situazione, perché è molto importante che il risultato che abbiamo ottenuto sia un risultato che sia intercalato in un percorso condiviso e che non vada a ledere poi quelle che sono le opportunità di crescita delle nostre aziende rispetto a magari norme restrittive che a volte non trovano dialogo con quello che è la realtà della collina del Valdobbiadene e del contesto Prosecco. Ecco, in modo particolare, essere per non addetti ai lavori, cosa vuol dire diventare patrimonio dell'UNESCO? Lei giustamente diceva un successo dell'agricoltura. Normalmente patrimonio dell'UNESCO sono dei siti di vario genere, di carattere culturale, archeologico, storico, architettonico, artistico, anche beni ambientali senza alcun dubbio. Qui prettamente agricoli. Che cosa comporta? Perché quando dice patrimonio dell'UNESCO, vincoli, uno già immagina. Sì, cosa c'è? Questo non è un punto d'arrivo ma un punto di partenza. Credo che il riconoscimento parta da un presupposto che è stato dato anche valutando l'opera dell'uomo rispetto anche all'impatto socio-economico che ha avuto questa zona. Noi sappiamo che spesso siamo stati oggetto anche di forte contrapposizione per magari comportamenti non proprio corretti, però gli anticorpi che hanno dimostrato l'agricoltore e il sistema agricoltura, il sistema Prosecco, sono stati talmente forti che hanno fatto capire al cittadino in questo caso, perché la sensibilità del patrimonio dell'UNESCO non è una cosa che viene relegata a un mero contesto economico, ma è una valutazione generale che comporta determinate valutazioni rispetto all'impatto ambientale, rispetto alla coesistenza sociale, e quindi è chiaro che da qua si deve partire. In che maniera? Impegnandoci comunque a mantenere l'impegno fino ad oggi profuso, quello di una lotta ad esempio integrata rispetto all'utilizzo dei fitosanitari. Quindi anche questo bisogna certo, ma il riconoscimento... Perché la paura di tanti che abitano lì nelle zone è proprio quella di vivere in una zona non propriamente salubre, insomma, dopo la parola anche ha detto. Questo è vero, prova ne è però che se il riconoscimento è stato dato vuol dire che fino ad ora è stato anche preso in considerazione ciò che è stato fatto di importante rispetto a questo. Quindi una valorizzazione di un territorio che era un po' senza un suo perché. Insomma. Io non so perché, lo ricordavamo prima, se pensiamo cos'era quella zona 50 anni fa,
era una zona dove la gente scappava, andava ad emigrare all'estero per andare a lavorare. Non c'era niente praticamente. Oggi è il traino d'Italia, perché se pensiamo in volumi di export, cosa comporta il Veneto in generale, ma in particolar modo le colline del Prosecco, quasi 600 milioni di bottiglie, voglio dire, è un giocattolo importante. Poi va anche valutato l'aspetto culturale, l'aspetto che può essere anche legato alla valorizzazione del territorio stesso, delle nostre colline, della montagna che vi è vicino, e l'indotto che poi l'indotto veneto che ne può esatto, a livello turistico pervenire. Pensiamo all'impegno nelle piste ciclabili, nelle visite nelle cantine. Ecco, voi tante volte avete propugnato anche la vendita diretta, cioè l'essere sul territorio a chilometro zero, no? Con i prodotti, la vendita dei prodotti stessi. Questo può essere un'opportunità per entrare a contatto con i produttori. Certo, oggi il cliché turistico è diverso. Una volta si facevano il mese al mare, oggi il turista vuole un turismo più raffinato, vuole entrare nel territorio, vuole entrare a contatto con la cultura, soprattutto la cultura agricola, perché è ricca di tradizione, è ricca di nozioni da trasferire alla gente, e noi su questo punto dobbiamo crearne un valore che poi trasferisca valore ai nostri agricoltori, a tutto il sistema dell'agricoltura. Cosa ne pensa, Presidente? Un bel successo e comunque ha delle ripercussioni economiche poi di vasta scala, penso, no? Perché... Sicuramente sì, pensando a livello, ha ragione il mio Presidente regionale ad affermare questa bellissima opportunità che noi abbiamo nella valorizzazione di un territorio riconosciuto anche addirittura appunto dall'UNESCO, però questa opportunità la si deve sfruttare fino alla fine, cioè nel senso che le varie amministrazioni comunali di quel territorio devono riuscire a fare sinergia, a far squadra per condividere dei percorsi e magari mettere giù anche dei vademecum, delle carte condivise per una crescita generale, sapendo che in questo caso il settore primario, cioè l'agricoltura, è il motore trainante, il volano di energia per un'economia da rilanciare in un territorio. Perché mi soffermo su questa riflessione? Perché la riconoscenza dell'UNESCO è importantissima, però comprende un territorio vasto, e quindi questa opportunità è solo da giocarsela noi come persone, come cittadini, come agricoltori, come imprenditori agricoli, e portare alla fine per avere un ritorno anche economico di quello che si fa in quel tipo di territorio. Penso, noi siamo qui a Padova, abbiamo un bellissimo territorio che è quello del Parco dei Colli, che è anche quella una superficie considerevole, parliamo di 19.000 ed è già un parco. 19.000 ettari di superficie coltivata in varie fra vigneto, ulivo, ortaggi e quant'altro, e non è riconosciuta dall'UNESCO, però ha voluto essere incisiva nel mettersi in evidenza e distinguersi rispetto ad altri territori con della progettualità condivisa, e questo un po' alla volta sta portando dei risultati concreti per chi vive in quel tipo di territorio e che rispetta determinate regole importantissime per una questione ambientale, sociale ed economica di un territorio. Ecco, c'è stato un lavoro un combinato disposto tra i vignaioli, i proprietari e le istituzioni per arrivare a questo tipo di risultato, cioè non è una cosa che nasce così oppure per un colpo di fortuna, c'è stato un lavoro intenso. Questo vuol dire che se ci si mette di buzzo buono si possono ottenere cose, e mi riferisco un po' ad altre aree anche del Veneto che hanno bisogno di essere valorizzate, incentivate. Qua il vino, vabbè, è un punto di forza, niente da dire, però ci sono altre produzioni che potrebbero avere la loro parte, no? Sicuramente. La dimostrazione questa è che quando si lavora di sistema gli obiettivi si raggiungono. Anni, no? Noi lo diciamo, ormai è un nostro refreno, noi continuiamo anche a sostenere che all'interno della filiera, di questo sistema filiera che se ne continua a parlare, non possano essere non coinvolti anche i cittadini, i consumatori, perché attraverso anche l'intercettazione di ciò che il consumatore oggi ci chiede, noi riusciamo anche a tarare i nostri livelli produttivi, di conseguenza anche poi avere un'offerta, una proposta. Però tornando alla domanda, è chiaro che noi abbiamo anche altri settori da valorizzare in cui potremo anche ottenere... Le DOP sono tante, insomma? Sì, le nostre DOP sono tante, va detto che comunque anche già con gli accordi internazionali che noi abbiamo raggiunto, cito il CETA, uno su tutti,
le nostre DOP che sono in grado logicamente di rimanere sul mercato internazionale hanno raggiunto volumi in doppia cifra. Il lavoro non finisce qui, noi dobbiamo cercare di valorizzare anche quelle DOP che hanno minor tiratura in termini di quantità per la soddisfazione di un mercato internazionale e di valorizzarle più, di legarle più a quello che è il contesto territoriale e quindi su una settorializzazione economica che riguardi magari il turismo, che magari riguardi il contatto col cittadino, il trasferimento delle nostre tradizioni agricole alla comunità e far capire che in un contesto sinergico si vince. Lo è stata anche la prova che abbiamo avuto delle Olimpiadi. Abbiamo visto che quando si è assieme, quando si dialoga tutti assieme, si riesce ad affrontare meglio i problemi. Dei risultati. Parliamo anche dopo di biologico naturalmente, andiamo però prima in pubblicità qualche secondo.